Dove sei? Achille, Achille, dove sei? Varianti, Varianti, dove sei? Gaia, Gaia, dove sei? Luca, Luca, dove sei? Gaia, Gaia, dove sei? Sono tornati in piazza i coordinamenti dei soci e dei risparmiatori e delle banche popolari venete. Quest'oggi manifestazione a Vicenza organizzata dal coordinamento Associazioni Soci Banche Popolari Venete Don Enrico Torta, già protagonista delle manifestazioni dello scorso anno contro il dissesto e il crollo del valore azionario delle ex popolari. L'obiettivo del corteo era quello di contrastare la soluzione del governo Gentiloni che prevede la cessione al prezzo simbolico di €1 delle parti sane di Popolari Vicenza e Veneto Banca a Intesa San Paolo, con la liquidazione coatta dei due vecchi istituti, con in pancia crediti deteriorati e passività e 17 miliardi complessivi messi dallo Stato a copertura dell'operazione. Tanti i dubbi e le preoccupazioni emerse dalla piazza, soprattutto sul quale futuro ci saranno per le indagini in corso, visto che al momento non hanno portato ancora nulla di fatto. I manifestanti si chiedono chi pagherà e soprattutto che fine faranno i nostri risparmi e i nostri risarcimenti. Qual è il grido che si alza da questa piazza? Probabilmente era scontata un finale drammatico di questa vicenda. Quello che non si poteva prevedere però è che il governo, che la maggioranza politica che oggi governa il nostro paese, decidesse addirittura di dividere good bank e bad bank, esattamente la stessa cosa che ha fatto Berlusconi con Alitalia, good bank, bad bank, e la parte sana di Popolare di Vicenza, di Veneto Banca, che avrebbe dovuto servire da ristoro per i cittadini che sono stati truffati da un management che l'ha combinato in tutti i colori. Rispetto a questo speriamo che veramente confidiamo nel lavoro della Procura che sia il più veloce possibile perché vengano accertate fino all'ultimo le responsabilità. Ebbene, ceduta ad un solo euro, ad un istituto bancario che è una società privata, che è storicamente concorrente e che peraltro presumibilmente lascerà a casa adesso migliaia di dipendenti, che dirà centinaia di sportelli. Ecco, questa è una cosa inaudita che si può sintetizzare con una parola sola: rubare i poveri per dare ai ricchi, dove i poveri sono i cittadini, 200.000 famiglie che sono state ridotte sul lastrico da chi aveva la responsabilità dell'amministrazione di queste banche, e i 60 milioni di italiani che pagano le tasse, che dovranno arrivare a coprire presumibilmente fino addirittura 17 miliardi di euro perché venga ceduta la banca sana a Banca Intesa, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Noi siamo azionisti della Cassa di risparmio di Ferrara. Vi trovate sulla stessa barca di quelle della Popolare Vicentina? Peggio, molto probabilmente, perché le nostre azioni valgono zero, mentre altri le azioni valgono poco però hanno un valore. Noi adesso siamo stati venduti come Cassa di risparmio alla Bipper Bank e non avremo, penso, molto dalla Bipper Bank. Deve essere una scelta politica, di modo che la politica si deve far carico anche di queste 4 banche, Cassa di risparmio, Banca Etruria, Carichieti, di modo che anche noi non vogliamo niente di più di quello che hanno avuto gli altri. Cosa ne pensate del decreto che è stato fatto? Il decreto è l'ennesima svista, diciamo, se vogliamo dirlo, di quello che è successo con noi poi in pratica. Solo che noi è stato fatto un decreto addirittura prima nel 2015, esattamente il 22 novembre del 2015, che non era in vigore il bail-in. Nel momento in cui è entrato in vigore il bail-in, le altre banche sono state salvate. Questo è assurdo, è inconcepibile e il governo deve porre rimedio. Avete paura che le indagini finiscano in un nulla di fatto? Purtroppo sì, perché Cappelleri, procuratore, fa di tutto per rallentarle e far andare tutto in prescrizione. Zonin doveva essere messo in galera già da subito e sequestrati tutti i beni e anche ai suoi parenti e ai prestanome che ha ceduto tutti i suoi vigneti e tutto il resto. Penso che non c'è giustizia, purtroppo spesso la giustizia è vincolata da poteri che non conosciamo. Io ho investito in una banca popolare e non ho giocato in borsa nel 1992 circa. Non ho mai fatto nessun movimento e mai ho giocato in borsa.
La Banca Popolare azionista è venuta da caro Renzi, da Bruxelles, che sottostà alla Merck e a tutte le sue cretinate. Ci ha ridotto in miseria. Dalla sera alla mattina vendiamo miliardi per €1 alle altre banche. Non ci stiamo, faremo la guerra e andremo avanti. Caro Renzi, datti da fare. Sembra proprio che abbiano fatto l'interesse di pochi a scapito dei diritti di tanti. Riteniamo sia indispensabile prima di tutto garantire giustizia a queste persone che sono state truffate. Purtroppo giustizia è lenta e speriamo che qualcuno non confidi nella prescrizione. Quindi noi auguriamo buon lavoro sicuramente agli inquirenti, ma chiediamo che vengano resi noti presto gli esiti di queste indagini per fare in modo che chi ha messo in rovina centinaia di migliaia di famiglie risponda del proprio operato. In altri paesi normali, una volta accertate le responsabilità, coloro che sono stati protagonisti di queste iniziative sarebbero già stati ammanettati, i loro beni sarebbero già stati confiscati tenendoli a disposizione per risarcire i tanti truffati. Il nostro è un paese particolare, speriamo che la giustizia possa trionfare e che venga riconosciuto a queste persone il diritto di riavere tutti quei soldi che sono stati loro truffati. C'è il rischio che ora con questo nuovo decreto coloro che hanno diritto ai risarcimenti li vedano andare in fumo. Cosa ne pensa? Credo che sia un'ingiustizia vera e propria, bisogna fare in modo che si levi alto la protesta di questa gente per far capire che non può essere sempre data ragione ai potentati, a coloro che con €1 si comprano 2 banche del territorio. Riteniamo sia indispensabile creare le condizioni perché oltre che favorire i soliti banchieri si diano risposte concrete ai tanti risparmiatori che le attendono con grande speranza.